Ci siamo, buon pomeriggio a tutti. Oggi mi sono svegliata con questa voglia di ascoltare la grande musica lirica. Stamattina ho iniziato con Pavarotti, ma adesso non poteva mancare la Maria Callas. Quanto lo amo. Sembra semplice cantare, ma non è così, assolutamente non è così. Cantare fa parte di un bagaglio che fa parte di noi stessi, come vi posso spiegare, cioè è qualcosa che è proprio dentro di noi. Io dico sempre che la voce è proprio la nostra anima, è quello che noi ci portiamo dentro, il nostro bagaglio, le nostre cose. E poi la cosa bella è che ogni voce è unica. Che bello. La voce è proprio è l'universo mio profondo. Sentite queste note. Mamma, che commozione. Io penso che ogni acuto sia qualcosa che vuole essere liberato, un momento che vuole essere liberato. La nostra impronta digitale è la voce. Ma la Callas era proprio grande. Comunque, io sono sempre qui, come al solito. E oggi vi voglio parlare della pizza rustica, perché in tanti mi avete scritto che volete la ricetta. Io l'ho fatta ed è al forno, però adesso ve la spiego passo passo raccontandovela, perché ho fatto una diretta prima molto bella dove ho fatto vedere tutti i passaggi. Ma adesso mi voglio riposare, voglio stare con voi, voglio ascoltare questa musica stupenda e raccontarvi di questa pizza rustica o pizza chiena. Ecco qua, oggi ho anche il librone, guardate, un librone dove ci sono scritte tutte ricette così a mano e ci sono tantissime correzioni. Fatemi abbassare un poco la musica. Saluto con affetto Norma Pucci, che è un soprano meraviglioso, che molte volte mi ha riportato alla Callas, ecco, lo dico con convinzione ferma. Brava Norma, vai avanti per la tua strada. Non so se mi stai ascoltando. Ah, vedo che c'è Rosaria del Vecchio. Ciao, un saluto da Salerno, che bella quella mia città. Immagino i colori che ci sono adesso. Saranno dei colori meravigliosi. Esther, ma che piacere vederti e sentirti. Che commozione. Tu sei una donna che ha un cuore immenso, un'anima speciale. Sono commossa nel vedere il tuo scritto. Che bello. Abbasso un poco, se no non possiamo. Eccoci qua. Allora, parliamo di questa pizza rustica. La pizza rustica a casa mia era l'inferno e il paradiso, dico io. Non era facile mettere d'accordo tutte le donne della famiglia, perché io sono cresciuta in un palazzetto nostro dove vivevano 6 famiglie, quindi donne, uomini, bambini e vecchi. Però forse è stata l'esperienza più bella della mia vita, perché comunque avere tanti stimoli, condividere tante storie, tanta musica, tante ricette. Perché io amo la lirica? Perché io ho una cugina che si chiama Marimena e insieme al suo papà Belisario, mio zio fantastico,
intelligente, simpatico, ascoltavano sempre la musica lirica e quindi io di conseguenza apprezzavo insieme a loro. Io di stimoli ne ho avuti veramente tanti, infatti molte volte quando mi dicono ma tu sai questo, sai quello, ma non sono, oltre che ho sempre studiato tanto nella mia vita perché la cultura fa proprio parte della mia vita, cioè io la mattina se non leggo 10 pagine o se non so, non inizia bene la giornata, ma sono stati tanti gli stimoli che io ho avuto perché il nonno mi ha insegnato, il nonno paterno mi insegnava tutte le cose della cucina, per cui lui era un biscottaio bravissimo. L'altro mio nonno invece, che era un viceprefetto, quindi mi ha insegnato tutte le cose della cultura, le poesie importanti da imparare a memoria. E poi le due nonne sono state fantastiche. Quella, diciamo che mi ha insegnato forse per quanto riguarda lo spettacolo è mia nonna Tetta, perché mia nonna Tetta era proprio una donna di spettacolo vera. Pensate, aveva la maturità classica, era del 1890, una cosa del genere, e lei, oltre ad avere questa cultura immensa, scriveva le lettere ai fidanzati, a quelli che non sapevano scrivere, quindi molte volte mi raccontava di tutte queste lettere e mi diceva pure ma ti piace così, ti piace così, quindi un po' questo mix che io ho tra l'amore, la cucina, la musica, sono tutte cose che mi ha trasmesso la mia famiglia. L'altra mia nonna invece era di Gemona, quindi Friuli Venezia Giulia, donna di un carattere, di una serietà. Infatti molte volte quando mi vedeva con l'altra mia nonna che era simpatica, ballava, lei ci guardava un po' per dire ma che cosa fate? Da mia nonna Maria, la friulana, sicuramente ho preso la grande voglia di lavorare, la determinazione e poi questo suo modo di essere molto segreta, cioè lei che vedeva, che sentiva, era tutto nel suo cuore. E quando eravamo piccoli lei mi diceva sempre tutto quello che si sente e che si vede non si deve mai ripetere. Quindi per me è stato un messaggio, infatti io sono portatrice di tanti ricordi, di tante cose, ma che veramente non ho mai svelato, perché mi è stato insegnato così. Che dobbiamo fare? Poi i miei cugini, io sono cresciuta con molti cugini maschi, quindi che ne so, il più simpatico di tutti, anche perché c'è questo lato artistico nella nostra famiglia, il mio cugino Filippo, pensate, mio cugino Filippo è un velaio, cuce le vele per le grandi barche a vela. Perché? Perché lui è cresciuto con le due zie zitelle, bravissime ricamatrici, e da piccolino lo mettevano a cucire con la macchina da cucire, quindi lui si è portato dietro questo grande amore per il cucito. Mio cugino Luigi, suonavamo insieme la chitarra, architetto, artista anche lui, però artista che non si esprime, lui è stato sempre un pochino timoroso nell'esprimersi, non so perché, è il suo carattere. Mio cugino Elio, un altro architetto, simpatico, buon gustaio. Mio cugino Elio è un buon gustaio. Proprio bene, io come lo vedo voglio cucinare per lui, perché è proprio piacevole stare con lui, cucinare e farlo mangiare. Ah, che Dio lo benedica. Mia cugina Marimena, che è insomma una donna di una grandissima cultura, molto esperta in tutto quello che è teatro, ha portato a Salerno una delle prime compagnie, quindi ha fatto delle cose incredibili, ha realizzato delle commedie poi con persone che comunque erano persone che non venivano da quel mondo artistico, quindi lei ha tirato fuori in ognuno di questi amici, perché in realtà era una comitiva di amici, le cose belle e una grande espressione artistica che lei riusciva a vedere, quindi potete immaginare, abbiamo fatto commedie di Edoardo De Filippo, di Scarpetta,
Potrei raccontare tante cose, tra gli attori più bravi c'era Roberto Mussaldi, che voi direte, ma chi è? Era un attore fantastico, molto molto bravo. Ida Vaccaro io penso che la possiamo paragonare a, ve la ricordate, l'attrice napoletana, adesso mi sfugge il nome, quella bassina comica, una caratterista importante. Adesso mi sfugge Tina Pica, ecco Tina Pica, poi c'era Ugo Piastrella, insomma, devo dire, quindi io sono cresciuta proprio nell'arte, sono cresciuta. Poi c'era l'altro lato della mia famiglia, le mia zia Gilda che era una pittrice molto brava, suonava il pianoforte, scriveva commedie. Quindi, che vi devo dire? Io dico sempre che in me c'è polenta e ragù, perché da una parte ho proprio quella serietà delle persone dell'Alta Italia, quel modo di lavorare, di essere sempre puntuale, precisa, e dall'altra parte invece sono proprio quella napoletana verace, che ama la sua terra, ama la musica, ama le tradizioni, di tutto e di più. Come pare che la musica è finita, vediamo che ci dice. La musica è finita, gli amici se ne vanno. Allora, vogliamo parlare di questa pizza rustica? Io me la sto guardando nel forno, cioè non vi dico che cosa è venuto fuori. Una cosa fantastica. Allora, chi c'è che ci segue? Vediamo un po'. Vedo tante faccine, vedo tante cose, però vorrei salutare tutti, ma facciamo in modo che, ecco, ci siete? Ci siete? Adesso inizierò a raccontarvi della pizza rustica. La pizza rustica, a pizza chiena. 500 grammi di farina. Potete anche mischiarle le farine, vengono molto più buone le cose con le farine un po' mischiate. La 0, la 00, un po' di manitoba. Perfetto. 100 grammi di zucchero, 2 uova, 250 grammi di strutto. È importantissimo su strutto, io non so come, ve lo ripeto sempre fino alla morte. 8 grammi di lievito, che sarebbe la bustina di lievito pronto, il sale e un po' di pepe. Questo per quanto riguarda la frolla. Allora, che facciamo? Per prima cosa mettiamo la farina, aggiungiamo lo zucchero, aggiungiamo lo strutto un po' liquefatto, le uova, il sale e per ultimo il lievito. Il lievito, poiché sono quelle bustine pronte, mettetele un po' in acqua tiepida un 10 minuti prima, in modo che si scioglie bene e inizia già una lavorazione di insomma, inizia a lievitare. Importante questa cosa. Mettete tutto insieme. Se avete la planetaria, nubimbina, qualsiasi cosa, fate girare giusto un minuto finché non vedete che tutti gli elementi sono diventati a pezzettini, no? Quando si fa che la cosa granulosa. Quello è il momento perfetto. Lo togliete, l'impasto, lo buttate sul banco e incominciate a lavorarlo con le mani. Allora, che significa lavorare un impasto? Quanto è bello lavorare un impasto. Pensate alla persona che più amate. La cucina è amore, la cucina è passione, la cucina è proprio voler bene sia al prodotto che state lavorando, a voi stessa e agli altri. Voi pensate con quelle mani belle a lavorare, vi togliete tutto il nervoso che avete. Io molte volte a mio marito lo vorrei un po', insomma, infornare. Allora, per evitare di infornarlo, inizio a lavorare così mi rilasso, anzi lo coinvolgo, dice per favore, ma dai una mano a stenna, impastare, e impastando, si allentano le tensioni. Avete capito? Ma chi c'è che ci segue? Vediamo un po', chi c'è che ci segue? Ah, guarda, guarda, io non riesco a leggere bene, però vi vedo. Grazie, grazie perché mi seguite sempre con affetto. Questo è il mio piccolo modo per restare in contatto con voi. Meno male che ci sono questi social, meno male. Allora, abbiamo fatto la prima parte che è appunto quello che riguarda la frolla della pizza rustica.
che in realtà dovrebbe essere una mezza brisée e una mezza frolla. Sta ricetta che ho è una ricetta veramente antica, perché avete seguito che c'è anche 100 grammi di zucchero, quindi viene un po' dolciastra, ma spettacolare, friabile. Importante una cosa, quando si fanno queste lavorazioni, l'impasto della frolla deve essere fatto un giorno prima, perché è importantissimo. Non si può fare una frolla e infornarla subito, non esiste una cosa del genere, non esiste, bisogna farla e farla riposare 24 ore. Quindi, ma mettete belli in da. Io sapete che faccio? Io me ne faccio sempre 2 o 3 dosi, in modo che poi 2 me le surgelo, una me la tengo nel frigo, perfetto. Così non do fastidio a nessuno e ho sempre le cose pronte. Andiamo al ripieno. Il ripieno come si fa? Ricotta, 600 grammi di ricotta, 4 uova, poi parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, sale, pepe, noce moscata, 200 grammi di salame, 200 grammi di formaggio, un po' di mortadella. Nel frigorifero che tenete, questa non è una cosa che si dice piglia questo e questo. Sì, si danno le dosi per essere abbastanza precisi, ma la pizza rustica si fa a occhio che significa? Che tengo nella mano, c'ho un peso, un pugno di salame, un pugno di formaggio, un pugnetto, cioè tutto quello che nel ristorante è un po' vecchio è perfetto per la pizza rustica. Anzi, mio nonno Luigi, sapete che diceva? Ha da puzzare roba che si mette in tu casatiello o in da pizza rustica. Ma come, dicevamo noi, è mai possibile che la roba deve puzzare? Sì, ha da sapere pure un po' di rancido, perché deve essere proprio il recupero di tutte le cose che abbiamo nel frigo. Pensate un po'. Quindi che cosa succede? Abbiamo fatto la frolla, l'abbiamo messa per bene a riposare nel nostro frigo, adesso andiamo a farci il ripieno, una bella ciotola, bella pulita. Partiamo dalla ricotta. Argomento ricotta. La ricotta, oltre ad essere, deve essere freschissima, deve essere di pecora, ma non la dovete mettere con tutto il siero o ad essa moscia. La ricotta la dovete prendere e passare in uno strofinaccio, deve essere priva di ogni acqua, perché deve essere bella asciutta asciutta. Mettiamo le uova, mettiamo il parmigiano, mettiamo il sale, mettiamo il pepe, mettiamo la noce moscata, mettiamo tutti gli ingredienti che ci vanno. Mo tengono appunto di mia nonna Tettella su questo foglio. Metti anche il prezzemolo. Sapete che c'è scritto 1968, cioè quando è nata mia sorella. Ma mia sorella dov'è? Oggi non la vedo, possibile? Ma arriverà anche lei. Quindi un po' di prezzemolo. Non ti dimenticare la noce moscata. No, non mi dimentico. La noce moscata è uno degli aromi che io amo di più. Quanto mi piace la noce moscata, è profumata, dà proprio quel senso non lo so, di freschezza, ma anche un po' di erotico, perché pepe, sa di pepe, cannella, cioè quel mix, la noce moscata è qualcosa di veramente unico. Io molte volte me la metto sulle spalle, me la metto addosso, mi piace da morire, mi piace da morire. Quindi facciamo tanto bello tutto sto bello composto, bello asciutto asciutto, non una cosa che diventa squallarosa come dico io. Prendiamo l'impasto che abbiamo fatto il giorno prima, lo stendiamo per bene. Ricordatevi che tutte le frolle devono essere, quando fanno da involucro, molto sottili, se no diventa tutta pasta e poco ripieno. Quindi massimo deve essere di 4 mm lo spessore. Quando è bella la passate col mattarello, la fate bella sottile sottile e la mettete nella teglia, facendola un po' sbordare. Riempite con tutto questo ripieno profumatissimo. Poi ognuno ci mette una cosa in più. Per esempio, degli amici di Benevento ci aggiungono il vin santo, degli amici di Gaeta un po' di vino bianco,
per dare ancora profumo, la marsala. Io no, io liquore non ne metto, ne faccio proprio una cosa molto ma molto classica, cioè come si faceva a casa mia, che già fa. E quindi, come stavo dicendo, chi c'è, chi c'è? Vediamo, sento ancora altre persone. Ciao Luca, ciao Grazia, ce ne sono tantissime. Quindi riempite, poi prendete la seconda pettola, perché noi la chiamiamo la seconda pettola, e la mettiamo a coprire questa pizza piena. Facciamo tanto bello, facciamo il bordo, lo arrotoliamo e io poi con le forbici faccio un piccolo disegnino che quando la andiamo a infornare fa tutto un ricamino intorno intorno. Faccio i buchi sulla pasta frolla. Allora, alcuni ci mettono il rosso d'uovo. A me non piace tanto per la pizza rustica, preferisco spennellarci la sugna, che già fa? Sono malata di sugna, sono malata di sugna. La inforno 45 minuti a 180-190 gradi, io mo ce l'ho nel forno. Adesso che finiamo ve la faccio vedere. È una bomba atomica, è una bomba atomica di sapore, c'è tutto e di più, tutto e di più. Anzi, andiamo a vedere vicino al forno se riesco a farvela vedere. Sono sempre qui nella mia casetta. Allora, vediamo un attimo, devo girare qua, ci provo, ecco, ma sto diventando brava. Eccola la mia pizza rustica. Vedete che cos'è? Vedete, ve la giro un po'. Bella, meravigliosa, ma non vi viene voglia? Preparatela perché è molto facile. Questa è proprio venuta una pizza rustica, ma piena, 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 che a me mi piace bella, che sia saporita e piena di cose. Ecco, ci metto pure un po' di luce così la potete vedere. E questa è la pizza rustica di Angelica Sepe. Vorrei tanto in questo momento aprirla e farvi vedere una fetta, però è troppo calda, non posso, non posso, non posso. Allora io vi saluto, grazie per avermi seguita e che dirvi, è sempre bellissimo stare con voi e, e meno male che esistono questi social perché ci tolgono tanta solitudine, ci tolgono anche un po' di paura, perché comunque comunicare fa sempre bene. E io che sono una parlatrice, come potrei stare senza parlare, senza avere contatti con i miei fans, con le persone che mi vogliono bene? Io sono pazza di voi e voi lo sapete. Buon pomeriggio amici miei, vi voglio bene. A pizza rustica o pizza chiena di Angelica Sepe. Un bacione!